25 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa. È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, così che l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e piazza Flaminio, l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di palazzi o monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti.
Ecco la Pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato. È stato consegnato al gruppo di Arsiero il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'ANA. Nell'occasione il Comune vicentino ha conferito all'Associazione Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria. La fedeltà alla montagna è la nostra caratteristica, ha commentato il capogruppo di Arsiero ricevendo la tradizionale radice. Ora aspetta a chi verrà dopo di noi continuare su questa strada.
L'Università Cattolica ha premiato Teresa Angelini e Giacomo Bocchi per le migliori tesi dedicate allo sviluppo sostenibile e ai territori montani. L'iniziativa, promossa con ANA e Fellowship degli Alpini Rotariani, mantiene viva l'eredità di Beppe Parazzini. Il generale di brigata Francesco Maioriello ha ceduto il comando al parigrado Francesco Suma. La cerimonia venerdì presso la caserma di Prampero a Udine. La visita del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANA a Malga Zolle di Fuori, uno dei luoghi simbolo dell'impegno del gruppo Alpini di Arsiero, ha dato il via ufficialmente alle celebrazioni per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna, riconoscimento tra i più prestigiosi dell'ANA, assegnato ogni anno a chi si distingue per la tutela della montagna, la valorizzazione del territorio, la salvaguardia della memoria storica. Quest'anno la tradizionale radice è stata attribuita al gruppo Alpini di Arsiero, sezione di Vicenza, seconda volta nella storia del premio che l'onoreficenza viene conferita non a una singola persona ma a un intero gruppo. Qui veramente il gruppo di Arsiero in questi 10 ultimi anni, come siamo qui, ha recuperato la maglia e poi ha fatto tutte quelle iniziative di valorizzazione di un posto che è un posto per noi importante, della memoria della Prima Guerra Mondiale in particolare, ma anche di fatti della Seconda. Io credo che questi siano gli esempi veri, forti, e cui mi sento di dire veramente un grande grazie al gruppo di Arsiero che ha portato avanti questa iniziativa, che la sta non solo portando avanti adesso, ma che sta continuando. Il recupero di Malga Zolle di Fuori rappresenta una delle principali motivazioni del riconoscimento, ma il premio guarda l'insieme delle attività svolte, dal recupero dell'ex cimitero della Prima Guerra Mondiale di quota neutra, la manutenzione del monumento ai 6 partigiani fucilati e della chiesa di San Rocco, il recupero del Sentiero degli Alpini, la realizzazione della ferrata sul Monte Cimone, fino alle iniziative di ricerca storica e ai tanti interventi a favore della comunità locale. Il valore del premio, come ha sottolineato il responsabile della commissione esaminatrice al momento della scelta, sta proprio nella capacità del gruppo di Arsiero di fare squadra. Qui ad Arsiero abbiamo visto innanzitutto la forte amalgama tra gli ex capigruppo, dove nessuno si è sentito escluso, ma ognuno ha portato la sua esperienza che ha fatto crescere questo gruppo in 1000 iniziative. E quindi questo ci ha portato a visitare un po' tutti i luoghi che loro hanno messo in moto nei vari anni, e soprattutto anche il recupero di tante realtà, comprese la Malga Zolle dove siamo, compreso il cimitero di Cima Neutra. Quindi sono tutti elementi che hanno favorito l'amalgama del gruppo, ma che ha messo in risalto lo spirito alpino nella salvaguardia della montagna, come è lo spirito proprio del premio. La giornata è poi proseguita ad Arsiero con l'alzabandiera, l'omaggio ai caduti, la celebrazione della messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, quindi la consegna della cittadinanza onoraria del comune all'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini uniscono un paese, non esiste destra, non esiste sinistra, noi abbiamo visto proprio anche il paese che si è unito per lavorare per gli alpini, e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto e di cui siamo contenti. Gli alpini hanno combattuto in montagne molto difficili, sono stati determinanti nelle nostre montagne, e ora che non combattono più però lavorano senza che farsi vedere che lavorano, ma lavorano con il cuore, lavorano per il paese e lavorano per le persone che hanno bisogno. Al termine dell'incontro, i ragazzi dell'Istituto Comprensivo del Paese hanno consegnato al capogruppo Baldan una lanterna in segno di ringraziamento per quanto le penne nere fanno ogni giorno per loro, una lanterna che in qualche modo richiama il motto della Dunata 2026 a Genova: Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Dopo 3 giornate di appuntamenti, il momento più atteso è arrivato domenica mattina in piazza Francesco Rossi ad Arsiero, in provincia di Vicenza, con la consegna del 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'ANA. La cerimonia è stata preceduta dagli onori all'Abaro, la deposizione della corona al cimitero militare, la sfilata per le vie del paese, quindi gli interventi delle autorità e il conferimento ufficiale della radice, simbolo del riconoscimento assegnato quest'anno al gruppo Alpini di Arsiero della sezione Monte Pasubio di Vicenza.
Un premio che arriva al termine di un percorso iniziato oltre 100 anni fa, quando il gruppo venne fondato nel 1924 e che oggi riconosce un impegno quotidiano fatto di volontariato, recupero della memoria storica, cura della montagna e servizio alla comunità. Io credo che sia stato un giusto riconoscimento per il gruppo di Arsiero, che già ci aveva provato un po' di anni fa ma che non era stato premiato. Sono anche contento che sia stato premiato un gruppo che dà significato a questo premio, oltre all'alpino, proprio a un gruppo di alpini che insieme hanno deciso di valorizzare il territorio e metterlo a disposizione della comunità. Per il gruppo Alpini di Arsiero la radice rappresenta il coronamento di anni di impegno volontario, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada tracciata da chi, in oltre un secolo di storia, ha trasformato lo spirito alpino in servizio concreto per la comunità. Noi siamo abituati da decenni a operare nella nostra zona per mantenere quei siti che sono stati detti nel premio, diciamo. Poi recentemente ho riportato nel direttivo un capogruppo precedente e un altro che collabora esternamente, quindi è un grosso aiuto. Gente di esperienza che ha lavorato prima e continua a lavorare adesso. Poi ricevere questo premio che forse si meritavano i capigruppi prima di me. Io sono un capogruppo da 1 anno e mezzo, ho fatto il vice per 7 anni, ma bisogna ricordare tutti quelli che sono stati prima di noi, che sono presenti anche oggi, oltre i 90enni, che hanno dato una mano, ci hanno avviato, qualcuno c'è ancora, qualcuno è andato avanti. Sono stati consegnati l'8 luglio nella Cappella del Sacro Cuore dell'Università Cattolica di Milano i premi di laurea intitolati alla memoria di Giuseppe Beppe Parazzini, storico presidente dell'ANA, figura di riferimento nel mondo alpino e rotariano. L'iniziativa, promossa dall'ANA, dalla Fellowship degli Alpini Rotariani e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, valorizza ogni anno i migliori studi dedicati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dei territori montani. Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 sono stati Teresa Angelini, laureata presso la sede milanese dell'Università Cattolica del corso di laurea magistrale in politiche pubbliche, modelli e strumenti per il welfare e lo sviluppo sostenibile, e Giacomo Bocchi, laureato nella Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del campus di Piacenza, curriculum zootecnico con la tesi Efficienza energetica nelle diete delle bovine da latte per la produzione di parmigiano reggiano. 2 lavori che, pur affrontando ambiti diversi, condividono un obiettivo comune: individuare soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile con attenzione all'ambiente, alla gestione delle risorse e alla valorizzazione del territorio. È stata un'esperienza che sicuramente formativa, molto lunga, mi ha portato a scoprire degli aspetti del mio stesso territorio che io non conoscevo, ma che grazie alle Olimpiadi che ci sono appena state, appena concluse anche in Valtellina, ha portato insomma la provincia al centro della scena. Una giornata speciale, sono veramente soddisfatta di ricevere questo riconoscimento e sono anche molto contenta del fatto che venga riconosciuta la centralità della sostenibilità in montagna, che è il tema proprio su cui la borsa di studio andava a vertere, quindi sono molto soddisfatta di questo. Sono molto emozionato di essere qui in questa basilica a ricevere questa onorificenza che mi fa molto piacere, mi riempie di gioia e ringrazio infatti il Club Rotary, l'Associazione Nazionale Alpini e anche la famiglia Parazzini. Io come lavoro faccio l'insegnante, quindi insegno agraria all'Istituto Solari di Fidenza, istituto professionale, e inoltre sono anche libero professionista, quindi vado anche proprio direttamente negli allevamenti a promuovere il mio studio. I premi rappresentano non solo un riconoscimento al merito accademico, ma anche un modo concreto per mantenere vivo il ricordo di Beppe Parazzini, trasformando la sua eredità di impegno civile e di amore per la montagna in un'opportunità per le nuove generazioni di ricercatori e professionisti. A dispetto di quello che si sente dire, i nostri giovani sono sani per la maggior parte e soprattutto hanno voglia di fare, e quindi il nostro premio ancora quest'anno speriamo che li possa aiutare nei loro progetti, nei loro obiettivi, sempre ricordando quel grand'uomo che è stato Beppe Parazzini. Cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Alpina Julia e della Multinational Land Force venerdì 17 luglio a Udine, alla presenza del comandante delle truppe alpine, il generale di divisione Alberto Vezzoli, il generale di brigata Francesco Maiorello,
ha ceduto l'incarico al parigrado Francesco Suma. Per quest'ultimo il comando della Giulia rappresenta un ritorno in brigata, dove già aveva ricoperto l'incarico di comandante del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna. È davvero con un'immensa gratitudine e con grande entusiasmo ed emozione che assumo oggi il comando della Brigata Alpina Giulia, nomine tanto firmissima, una brigata che fin da bambino avevo nell'immaginario quando andavo in montagna con i miei genitori, essendo nato e cresciuto qua a Gradisca di Sonzo e praticando già quella volta le nostre montagne friulane. Devo dire che poi la vita mi ha portato in tantissimi posti, la vita professionale, una sorta di pellegrinaggio del dovere che mi ha portato dalle Alpi occidentali alle Alpi centrali fino a Roma, ovviamente, dove ho prestato servizio con il mio ultimo incarico di vice caporeparto del 4° reparto logistico dello SME, dello Stato Maggiore dell'Esercito, ed è stata un'attività veramente formativa, assolutamente importante, che penso mi abbia preparato anche al meglio per assumere questa grande unità che, al di là delle tradizioni che sono fortissime, con un radicamento straordinario sul territorio, ha anche adesso un altissimo contenuto tecnologico, quindi investe non solo sui valori ma anche sull'addestramento e sulla tecnologia, che sono 3 principi che il nostro Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ci ricorda sempre e che sono davvero di guida in tutte le attività che svolgiamo. Alla cerimonia era presente anche il Labaro con il presidente dell'ANA in rappresentanza di tutti gli alpini d'Italia. Quindi un grande grazie da parte nostra al generale Mario Iurelli in questi anni con cui ha collaborato intensamente con la nostra associazione, l'Associazione Nazionale Alpini, un grande buon lavoro e spero altrettanta feeling con l'Associazione Nazionale Alpini. Ecco, è un momento importante, siamo 2 facce della stessa medaglia, come mi piace dire, e allora avanti, viva gli alpini, viva l'Italia.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. 4 passi il nostro programma, l'avete visto settimana dopo settimana, che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Siamo qui sempre con Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che ci porta alla scoperta appunto di questi luoghi che molto spesso sono dei veri e propri scrigni che noi andiamo ad aprire e a così curiosare. Ecco, dove andremo in questa puntata, Silvia? Buonasera a tutti. Allora, noi andremo a Sant'Augusta, che è uno dei luoghi, insomma, comunque conosciuti, frequentati, ma proprio per questo lo abbiamo indagato, lo abbiamo analizzato bene e lo abbiamo sezionato in modo da dare valore ad ogni aspetto di questo luogo e a tanti aspetti, certo non a tutti, della sua lunghissima storia. Un luogo caro ai vittoriesi, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma con questo tipo di prodotti video, quindi con questi piccoli documentari, vogliamo far sì che queste bellezze vadano anche al di fuori dei confini, ovviamente, del territorio vittoriese. La storia di questi video dedicati a Sant'Augusta è una storia che parte da lontano. Sì, ormai parecchi anni fa c'è stato l'intervento qui a Vittorio Veneto di TV2000 per fare proprio un servizio su Sant'Augusta. Primo attore di questo contatto con TV2000 è stato il nostro compianto Gianni Carminati, custode di Sant'Augusta, ma non solo, anche una persona che pur non giovane era sempre aperto, sempre attento a quelle che potevano essere delle modalità nuove per conoscere questo luogo e per far conoscere questo luogo. Quindi TV2000 è stato davvero un momento importante. La ribalta nazionale. La ribalta nazionale, senza nulla togliere alla Tenda TV. Poi Gianni Carminati ha cercato disperatamente di ottenere quel filmato, quel video che avevamo fatto per poterlo trasmettere anche in ambito locale, ma le cose sono risultate molto difficili. E allora lui non si è sicuramente scoraggiato e allora ci ha proposto di fare un video praticamente uguale, anzi più lungo. Lui voleva un documentario che durasse davvero più di un'ora e mezza. L'abbiamo un po' convinto il fatto che insomma a livello di comunicazione bisognava forse essere un po' più sintetici ed è stato fatto questo video. Ma poi non ci siamo fermati e soprattutto Gianni non si è fermato ed è nata l'occasione, proprio in occasione, scusate, il bisticcio dei lavori PNRR che hanno permesso il recupero del portico di Sant'Augusta e di una porzione di affreschi all'interno della cappella di Sant'Augusta, si è pensato di fare una cartina curata appunto da Bags for Dream per animarla, renderla animata attraverso dei video. I video sono diventati 23, quindi è un'analisi molto completa della salita, della discesa, della storia di Sant'Augusta, della storia del luogo e anche di quello che da lì, insomma, geologicamente il paesaggio ci racconta. C'è stata poi un'introduzione molto importante, un coinvolgimento davvero importante da parte del Lions vittoriese, che si è subito reso disponibile per ampliare questo progetto, nel senso di proporre la traduzione in inglese non di tutti i 23 video, ma di buona parte di essi, di quelli più importanti, e diciamo è stata una traduzione volta proprio ai turisti, no? Selezionando le cose che una persona che non è di questo luogo, che viene da lontano, che parla un'altra lingua, in cui potesse essere coinvolto, quindi proprio diretta ai turisti, perché sappiamo sono tantissimi i visitatori del nostro territorio e tantissimi anche coloro che salgono a Sant'Augusta perché conoscono questo luogo, perché attira, perché è un simbolo un po' di Serravalle e del territorio. Quindi possiamo dire vi porteremo a braccetto, ci sarà l'ascesa appunto del monte e quindi vi porteremo lungo il percorso fino ad arrivare al santuario. E poi Silvia ci sarà la spiegazione ovviamente di che cosa c'è all'interno del santuario.
Certo, la storia del santuario, anche l'aspetto proprio del restauro che ha portato a comprendere meglio il senso del portichetto, un portichetto che non è antico ma sicuramente sorge sul sedime di un segno invece di un elemento simile molto più antico, perché noi sappiamo che l'attuale orientamento della chiesa, no, che ci fa entrare alla fine della lunga e anche faticosa scalinata, no, l'ultimo tratto, entriamo in chiesa e abbiamo sulla destra la cappella di Sant'Augusta, dove c'è la tomba di Sant'Augusta, di cui analizziamo appunto il paliotto e anche il dossale, la tomba stessa, ma in realtà quella era il presbiterio dell'antica chiesa, che quindi era orientata a 90 gradi rispetto alla precedente, e l'ingresso avveniva presso un portichetto sotto il quale ad esempio c'è un pozzo molto antico e l'acqua era assolutamente un elemento importante per i pellegrini che arrivavano lì, quindi sicuramente aveva una centralità, e questo è un altro elemento che ci racconta, anzi questo orientamento diverso, questa apertura della chiesa diciamo sul lato sinistro rispetto all'attuale, alla posizione centrale dell'ingresso attuale, dovrebbe essere probabilmente rivalorizzata proprio per questioni anche di salubrità e conservazione del luogo e dei suoi affreschi quattrocenteschi. Ovviamente anticipiamo già ai nostri telespettatori che ci sarà anche un'ulteriore puntata in cui andremo a vedere un po' il contesto in cui si inserisce ovviamente il santuario di Sant'Augusta, e quindi con l'inserimento anche parlo della chiesa di Santa Giustina e di altri luoghi del sacro che stanno attorno, giusto Silvia? Sì, abbiamo in qualche modo creato proprio pensando ai turisti, a tutti i visitatori, turisti non intendo solo turisti stranieri o da lontano, ma anche un turismo di prossimità che è così importante. C'è un percorso in salita molto importante, il Sacromonte, che ci permette di raggiungere il santuario, ma poi c'è anche una discesa diciamo sul lato nord verso Santa Giustina, dove incontriamo anche la chiesa di San Vincenzo Ferrer, dove incontriamo anche la chiesa un'altra piccola chiesetta poco sopra Santa Giustina, e la chiesa di Santa Giustina, proprio a chiudere un cerchio, un percorso, tenendo conto che non è una nostra invenzione, ma prima della costruzione della grande scalinata di Sant'Augusta della metà del 1600, la strada preferenziale per salire a Sant'Augusta partiva proprio dall'antico monastero di Santa Giustina, quindi è una ripresa e una riqualificazione dal punto di vista storico anche del percorso verso nord, diciamo. Questo però sarà appunto la prossima puntata, quindi vi abbiamo già anticipato anche la prossima puntata. In questo caso il grazie, l'abbiamo già detto, va a Gianni Carminati, e poi insieme a te chi ci sarà nei video? Ecco, nei video sono divisi tra me e Cristina Falsarella, con cui abbiamo condiviso questo progetto fin dall'inizio e tanti altri progetti di questo tipo, e ovviamente il restauro del portichetto e tutto il progetto PNRR è stato seguito dall'architetto Susanna Maset, il restauro dei paramenti murari, ma il restauro anche dell'affresco all'interno della cappella di Sant'Augusta curato da Emanuele Aruggio, la parrocchia che si è fatta, la parrocchia in questo caso di Serravalle, che si è fatta capofila di tutto un progetto, e non dimentichiamo l'intervento del Lions vittoriese, in particolare in quel momento dobbiamo un grazie a colui che era il presidente, quindi a Giovanni Barbantini. Poi questo progetto è stato portato avanti dai suoi successori con continuo impegno. Adesso la salita verrà sistemata e verranno ricollocati gli elementi che ci permettono anche di inquadrare direttamente durante la salita gli elementi, in modo da avere i video a disposizione mentre saliamo. In tempo reale. Mentre si cammina. In modo da poter ripassare anche appunto la storia di Sant'Augusta. Grazie Silvia, procediamo e quindi lasciamo spazio alle immagini. 4 passi al santuario di Sant'Augusta a Serravalle di Vittorio Veneto.
La chiesa di Santa Maria Nova sorge nel centro di Serravalle, ma ha un diretto legame anche con il santuario di Sant'Augusta. Sulla balza del Marcantone, dove nel V secolo visse Sant'Augusta, venne costruito un santuario e nel 1600 questo fu collegato attraverso una strada, un percorso acciottolato, contrassegnato anche dalla presenza di 7 cappelle. 7 luoghi di culto che ricordano le 7 chiese di Roma, e il primo è proprio la chiesa di Santa Maria Nova, che ricorda la basilica romana di Santa Maria Maggiore. L'attuale edificio venne eretto a partire dal 1775 e completato nel 1779 su progetto dell'architetto friulano Domenico Schiavi. A lui spettano ad esempio le chiese di Tolmezzo e, più vicino a noi in Cadore, quella di Pieve di Cadore, di San Vito e di Candide. Una chiesa dedicata alla Natività di Maria all'interno delle mura di Serravalle è documentata a partire dal 300, ma certamente ha origini molto più antiche. La chiesa precedente l'attuale era collocata più a ridosso del Meschio, vicina al monumentale campanile. La rovinosa esondazione del Meschio del 1521, che ha lasciato tracce indelebili nella città, ha portato anche a lavori di ristrutturazione della chiesa, tanto che alla fine del secolo questa è stata riconsacrata. Successivamente, alla metà del Settecento, si è resa necessaria una sua riedificazione. L'interno è ad aula unica, ampio, solenne. Presenta elementi della più antica tradizione come le paraste, le linee marcapiano, i capitelli, secondo lo stile neoclassico. Furono qui accolte le più pregevoli opere d'arte appartenenti all'edificio precedente, quindi tra tutte ovviamente la pala dell'altare maggiore, opera di Tiziano Vecellio del 1547. Nel presbiterio hanno trovato posto anche le antiche portelle dell'organo, opera di Francesco da Milano del 1527. Sono 4 tele che sono state ricucite a formare 2 riquadri. Un'altra opera che proviene dal precedente edificio è la pala con l'incoronazione della Vergine e le sante Augusta e Elena. È opera del Pomarancio, quindi di fine Cinquecento, ed è un dono della famiglia Minucci. L'altare dei battuti risale al 600 ed è opera di Francesco Cavrioli, uno scultore nato a Serravalle, famoso per le opere che ha lasciato nella Basilica della Salute di Venezia. Vennero realizzati anche nuovi altari e nuove tele. Tra tutte ricordiamo la Madonna della Salute, opera del pittore bellunese Clemente Doglioni. Tra 800 e 900 furono realizzati parecchi interventi. Tra tutti ricordiamo il grandioso soffitto con la Natività di Maria, opera di Giovanni Battista Canal, che con il suo effetto di sfondato collabora alla percezione di vastità e di ampiezza che questa chiesa trasmette. Notiamo poi l'organo Callido del 1822. Al 1832 risale invece l'altare del Santissimo, un'opera progettata da Giuseppe Segusini e realizzata con il contributo anche di Marco Casagrande, valente scultore di Campea di Miane. Il battistero è opera dello scultore Paolo Possamai di Solighetto ed è datata al 1904. Nello stesso anno è stato realizzato anche l'altare che racchiude l'opera di Paolo Paietta, un valente autore serravallese che dimostra qui tutta la sua intensità nell'operare nell'arte sacra. Ci troviamo ai piedi della scalinata che conduce al santuario di Sant'Augusta. Siamo nel cuore di Serravalle, uno dei 2 centri storici che costituiscono l'attuale città di Vittorio Veneto.
Anticamente l'accesso a questo santuario non avveniva per mezzo di questa scalinata, che è stata realizzata negli anni 30 del Novecento grazie alla munificenza di Bortolo Gei. Le strade antiche erano quelle che partivano da via Erberta, sempre qui a Serravalle, dalla località Vinera e da Piai di Fregona, ma quella più antica, usata fin dalle origini, partiva dalla piazza di Santa Giustina. Questa scalinata evoca un po' le grandi scalee barocche, il doppio andamento, la presenza della fontana, la struttura ad arco che la corona. È un impianto seicentesco che viene ripreso all'inizio del Novecento per evocare proprio il momento in cui il santuario diventa importante per la devozione locale in ricordo allo scampato pericolo della peste. Ne fanno parte la fontana con mascherone e la grande statua di Sant'Augusta, la prima immagine della santa che accoglie pellegrini e visitatori che qui cominciano la salita. Percorsi i gradini della scalinata che ci conducono verso il santuario, siamo accolti da Sant'Augusta. Si tratta di una scultura che sta qui ad accoglierci dal 1987. È un'opera del vicentino Giuseppe Giordani. La figura è molto delicata, guarda verso di noi e ci accoglie sorridente. Si tratta di una figura classicheggiante che già è munita di 3 attributi che costituiscono la figura di questa santa e ci introducono proprio alla sua storia: la ruota dentata, la palma del martirio e i fiori. Con gli arconi e la statua della santa si conclude la porzione voluta dall'ingegner Cordusio. Da adesso cominciamo a percorrere la scalea seicentesca che viene introdotta da un percorso a zigzag ad acciottolato. Abbiamo concluso lo stretto sentiero acciottolato e siamo arrivati nei pressi del Portico della Madonna, costruito nel 1684 da Gaspare Piazzoni della nobile famiglia serravallese, di cui resta lo stemma in chiave di volta. Da qui comincia il percorso vero e proprio del nostro Sacro Monte. Lasciato il portico della Madonna, abbiamo raggiunto la cappella di San Giovanni. In questo percorso noi incontriamo 6 cappelle. Sono frutto di un voto che la comunità di Serravalle ha fatto nel 1630, quando imperversava la peste, la famosa peste manzoniana. Venezia aveva fatto il suo voto solenne promettendo di erigere una grande chiesa, quella che noi conosciamo come la Madonna della Salute, e aveva invitato tutte le città sottoposte al suo dominio a fare le stesse scelte di devozione, a trovare delle modalità di devozione. La comunità di Serravalle decise di ricostruire il santuario di Sant'Augusta e di realizzare questo percorso devozionale per ascendervi. 7 chiese evocano le 7 chiese di Roma. Il percorso delle 7 chiese, noto già dal VII secolo, aveva avuto importanza nel corso del Medioevo e poi era stato riaffermato da San Filippo Neri in età controriformistica. Visitare le 7 chiese, la confessione, l'Eucaristia promettevano l'indulgenza dai peccati. Con lo stesso senso, qui a Serravalle viene costruito questo percorso. Le chiese sono un ricordo di San Giovanni in Laterano, San Pietro,
San Lorenzo, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, che per noi è l'inizio del percorso che parte appunto dal Duomo di Santa Maria Nova, infine Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano. Queste erano le chiese principali di Roma e le devozioni si sono conservate anche in queste cappelle serravallesi che segnano il percorso di ascesa al santuario di Sant'Augusta. Hanno tutte la caratteristica di avere la pianta centrale e di avere una grande porta d'ingresso e poi una porta laterale per l'uscita, perché i grandi flussi di pellegrini avevano suggerito questa soluzione. Quello che stiamo percorrendo è in realtà un sacro monte. I Sacri Monti sono delle strutture devozionali che nascono tra Lombardia e Piemonte dal 400 al 700. Contengono il senso dell'ascendere, del fare fatica, della preghiera, del pellegrinaggio individuale o collettivo. Anche questo allora è un sacro monte, perché noi stiamo salendo, facendo fatica, incontrando immagini di santi da pregare e pensando poi all'immagine più importante, quella di Sant'Augusta e alla sua memoria. Siamo giunti ad un punto cruciale del percorso verso il santuario. Tradizionalmente in questo luogo è avvenuto il miracolo. Sant'Augusta scendeva insieme alle sue ancelle con il grembiule riempito di pani per fare la carità nella città di Serravalle. Incontrò il padre insieme ai suoi bravi. Il padre intimò di aprire il grembiule, convinto che ci fosse qualcosa legato all'ispirazione verso la sua carità. In realtà la santa, aprendo il grembiule, vide che non erano pani, erano fiori. In questo luogo c'è questo segno ottagonale a terra e è impossibile non vederlo passandoci, è il centro del passaggio dei pellegrini, ma dal 1954 è stata eretta anche una cappella con un'immagine di Elio Casagrande che ricorda proprio il miracolo e una iscrizione che dice: aperse il manto, i pani erano fiori. Stiamo attraversando una delle torri, delle antiche fortificazioni, delle porte di accesso al castello fortificato di Sant'Augusta. Non è facile stabilire la data di questi manufatti perché hanno avuto una lunga vita. Esistevano 3 porte di accesso, questa, quella meridionale, verso Serravalle e Vinera, un'altra che non esiste più verso Pradal, e poi nella zona soprastante il santuario esisteva una serie di fortificazioni per la strada che conduceva verso Piai e Fregona. La traccia più importante di quelle fortificazioni è la cosiddetta Turris Nigra, la Torre Nera, ma che è una fortificazione di età veneziana e che era alta però fino a 40 metri e quindi da lì si dominava davvero tutto il territorio circostante. L'ultima cappella
delle 7 che costituiscono il Sacro Monte di Sant'Augusta è dedicata a Sant'Elena. In realtà tra le chiese di Roma questa rappresenta la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, qui invece è dedicata a Sant'Elena. Il legame tra la croce e Sant'Elena evidentemente è stretto perché fu Sant'Elena a ritrovare le croci di Cristo, ma la scelta di dedicarla a Sant'Elena è legata alla devozione che la famiglia Minucci aveva per questa santa. Questa cappella dei Minucci è stata poi curata a lungo dalla famiglia di Giacomo Camillo De Carlo, che viveva nel palazzo dei Minucci di Serravalle, e le tracce archeologiche qui intorno attestano che questa chiesa sorge sui resti di un'antica torre di fortificazione, forse proprio di un'antica torre del castello di Madrucco. Dalla cappella di Sant'Elena il santuario si raggiunge in pochi passi, in pochi gradini, non proprio pochi. Si tratta di una lunga scalinata costruita nel 600 che permette di raggiungere velocemente il santuario. Abbiamo quasi concluso il nostro percorso, manca quest'ultimo strappo e molti di coloro che durante l'anno in tutte le ore del giorno salgono verso Sant'Augusta lo fanno anche per mantenersi in forma, sfruttano questo percorso per la propria salute fisica ed è uno sforzo ed è una sfida percorrere quest'ultima scalinata saltellando in velocità tra un gradino e l'altro. Abbiamo finalmente raggiunto il santuario di Sant'Augusta. È questo il luogo dove è nata e vissuta Sant'Augusta. Siamo nell'anno 410. Il padre di Augusta si chiama Matrucco, della madre non ci è giunto il nome. Sappiamo che questa bambina nasce, ma la madre muore pochi giorni dopo a causa del parto. Augusta viene allora affidata a una nutrice che si chiama Cita e questa nutrice è di religione cristiana e educherà a questa fede questa bambina. Augusta abbraccia con saldezza questa fede, compie opere di carità, frequenta le case dei cristiani di Serravalle e per questo il padre, pagano, la fa seguire, scopre la sua fede, le chiede di abiurare, la giovane Augusta rifiuta e per questo subirà le fasi atroci del martirio. Le verranno tolti i denti, verrà legata alla ruota che miracolosamente si spezzerà, avrà la prova del fuoco, ma il fuoco si spegnerà e poi il padre, come ultimo gesto estremo, la porterà alla decapitazione. Questa è la storia di Sant'Augusta che va, come detto, dal 410 al 425. Augusta muore nel 425 ed è una giovane ragazza di 15 anni. La storia di Sant'Augusta si è tramandata lungo i secoli per via orale. Solo nel 1581 Minuccio Minucci scrisse per la prima volta una storia di Sant'Augusta. È un testo abbastanza breve, secondo gli schemi dei testi cinquecenteschi agiografici, poi ne farà l'anno successivo una versione in italiano. Seguiranno poi nel 600 e nel 700 altre storie, ma sempre modellate su questa prima narrazione di tardo Cinquecento. Importante ricordare questo periodo, questa data, perché la storia viene scritta nel momento della Controriforma ed è una storia che viene scritta ben più di 1000 anni dopo gli avvenimenti. Come detto, la fonte che ci racconta la storia di Sant'Augusta è una fonte tarda, però essa raccoglie aspetti devozionali ma anche aspetti che si legano davvero alla storia di questo territorio. Innanzitutto cominciamo con Matrucco. Matrucco è un re goto, è un re di una popolazione barbarica, è un re che si stabilisce in questo oppidum, in questa fortificazione che sorge su una balza del monte Marcantone, che chiama sua figlia Augusta. Non le dà un nome austriaco, un nome tedesco, ma gli dà un nome che vuole celebrare la romanità. Questo forse è un'indicazione di tutti quei popoli che erano stati chiamati proprio dal mondo romano a
gestire, a controllare i confini. Un impero romano con dei confini troppo vasti che non riusciva più a controllarli, che si fida dei condottieri che hanno sotto di loro, al loro comando, delle armate e che possono controllare una porzione di territorio. Forse questo è Madrucco. Altre cose importanti riguardano la società del tempo. La madre di Augusta muore di parto, una cosa molto comune. Viene nutrita da una donna che si chiama Cita. Cite in friulano è la pentola, è quella che sta sul focolare. Allora questo nome, più che essere forse un nome proprio di persona, ricorda l'idea di qualcuno che gestisce la casa, che gestisce il focolare. Poi abbiamo il fatto che questa nutrice è cristiana e noi sappiamo che nei primi secoli il cristianesimo si diffonde proprio nei villaggi. Augusta viene battezzata da un eremita. Gli eremiti nel territorio all'epoca, nei primi secoli, erano davvero molto diffusi. E poi questa Augusta che scende e va nelle case dei cristiani, non solo nelle chiese. Certo, il culto nel 410 era libero, ma c'erano ancora delle piccole comunità che si ritrovavano in quelle che l'archeologia ha chiamato le domus ecclesiae, luoghi di ritrovo per le piccole comunità. Il culto per Sant'Augusta, potremmo dire, inizia con Matrucco. È il primo che si pente delle proprie azioni e fa costruire una chiesa, un sacello, per conservare le spoglie della propria figlia. Da quel momento la devozione potremmo dire che è ininterrotta, ma ci sono dei punti fermi. 1199 i trevigiani mettono a ferro e fuoco questo territorio e in quell'occasione i serravallesi nascondono le preziose reliquie di Sant'Augusta, che verranno poi dimenticate, perse, non si sa più dove sono state nascoste. Nel 1450 finalmente il podestà di Serravalle, Soranzo, decide di mettere a posto i ruderi del castello e la cappellina che qui esisteva. In quell'occasione, è il 27 marzo 1450, vengono scoperte le spoglie di Sant'Augusta e anche nei giorni successivi si fanno altre scoperte importanti di altre reliquie, in particolare quelle di San Biagio e di San Pellegrino. Nel 1450 abbiamo quindi l'erezione della nuova cappella di Sant'Augusta, che resterà tale fino al 1630, quando viene fatto il nuovo santuario. Altre tappe importanti però da ricordare sono nel 1521, quando viene rinnovato il voto e si ottiene l'indulgenza per tutti quelli che contribuiranno alle necessità del santuario. Siamo in un momento molto delicato, 1521, da pochi anni Lutero aveva tuonato contro proprio la pratica delle indulgenze. Nel 1642 si completano le cappelle che abbiamo incontrato lungo il percorso. Nel 1754 il vescovo Lorenzo da Ponte ottiene l'approvazione formale del culto da parte di Papa Benedetto XIV. Altra tappa importante è il 1968, quando Albino Luciani, vescovo allora di Vittorio Veneto, riconferma la pratica delle indulgenze. Nel frattempo le devozioni, le feste vengono celebrate solennemente. Ci sono i panegirici, che sono delle occasioni di predicazione di personaggi anche importanti, tra cui Papa Sarto, che verrà qui a predicare, momenti di catechesi, di educazione, ma anche occasione di raccolta di offerte per il mantenimento del santuario. Non dimentichiamo che lo stabilirsi del 22 agosto come data della morte di Sant'Augusta viene stabilito nel corso del Cinquecento e la data scelta non è chiaro da dove venga questa tradizione. Ricordiamo però che nell'antichità il 23 di agosto era la festa dei Volcanalia, cioè la festa dedicata al dio Vulcano, per la quale si facevano i grandi fuochi per ricordare proprio la fucina di Vulcano. La tradizione forse dei fuochi di Sant'Augusta, dell'accendere dei fuochi o dei lumini fatti con le chiocciole che anticamente usavano i pellegrini che sostavano e salivano verso Sant'Augusta, forse deriva proprio da questa antica tradizione romana.
Siamo entrati nel santuario, lo osserviamo nel suo aspetto seicentesco e la parte decorativa risale però a interventi successivi databili anche alla fine dell'Ottocento. Il punto più antico, il punto più prezioso è la cappella laterale di destra, che in realtà è il presbiterio dell'antico santuario dedicato alla Santa, quello eretto nel 1450. Quindi ricordiamo che il santuario seicentesco inglobò la parte quattrocentesca, ruotando però il presbiterio di 90 gradi. Eccoci nella cappella di Sant'Augusta, una cappella che è completamente affrescata. Gli affreschi risalgono al 1450, subito dopo, e sono stati attribuiti ad Andrea da Treviso, noto anche come Andrea da Cividal, quindi Andrea da Belluno. È un pittore di tardo 400 che ha una grande capacità nella resa dell'affresco e che troviamo a Serravalle impegnato anche nella cappella dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti. Perché questa cappella si lega proprio alla presenza dei battuti, questa confraternita testimoniata a Serravalle fin dalla fine del 200, che sarà incaricata della gestione e della cura di questo santuario dalla sua costituzione, quindi 1450, fino all'arrivo di Napoleone, dove il patrimonio tolto alle confraternite passerà alle opere pie. Successivamente, con il concordato del 1929, il santuario ritornerà alla parrocchia. Nel 1937 verrà istituita la figura del rettore del santuario. Sulla parete di destra di questa piccola cappella, seppur frammentario per l'inserimento di alcuni elementi come una finestra e un tabernacolo per gli ex voto, abbiamo l'immagine di Sant'Augusta. Sant'Augusta si rivolge ai fratelli battuti che sono spinti in avanti, portati verso Sant'Augusta da San Lorenzo. E dietro alla figura di San Lorenzo abbiamo i serravallesi, quindi qui si costituisce una gerarchia. È San Lorenzo, il patrono dei battuti, che presenta i battuti alla Santa, e dietro stanno gli altri cittadini di Serravalle. Interessante qui riconoscere l'iconografia di Sant'Augusta. Sant'Augusta è una giovane, e giustamente sappiamo essere morta a 15 anni, bionda, perché figlia di un re Matrucco che viene dal di là delle Alpi. Veste degli abiti molto sontuosi, perché un mantello rosso e una veste verde, e il mantello è foderato di pelliccia, ed ha la corona in testa. Questi sono i suoi attributi regali. Lei è figlia di un re e pertanto principessa. Sulla parete di fondo la lunetta è campita dalla presenza del Cristo crocifisso con le immagini degli strumenti della passione. Questa si chiama l'Arma Christi ed è un antichissimo modo di raccontare la passione di Cristo attraverso proprio gli strumenti didascalicamente narrati. Ci sono i dadi, ci sono le vesti, i flagelli, colui che proferisce ingiurie, la scala, il velo della Veronica. Questo antico modo di raccontare la passione di Cristo verrà nel Settecento abbandonata a favore del sistema delle 14 stazioni della Via Crucis. L'altare dedicato a Sant'Augusta in questa cappella laterale è una struttura abbastanza complessa. Innanzitutto vediamo in primo piano questo altare che raccoglie le ossa della Santa e di altri santi con la sua mensa a forma di sarcofago, la tipica forma riservata ai martiri, di cui notiamo qui le palme del martirio. Si tratta di un'opera in marmo di Carrara e in marmo rosso di Francia, realizzata nel 1889 dal marmista e artista Arcangelo Zanette, a cui dobbiamo diverse opere importanti nel nostro territorio. Il secondo elemento invece è un dossale in pietra dorato con pesanti dorature che è datato 1476 e firmato da un artista che chiamiamo Giovanni Antonio da Marcador. Nel 1476, siamo quasi alle soglie del Cinquecento, questo artista riprende stilemi, modi che sono ancora del periodo gotico e organizza una perfetta narrazione della storia della fede del cristianesimo, mostrando la crocifissione, l'annunciazione, mostrando i santi cari alla devozione locale. L'elemento più prezioso è sicuramente l'arca di Sant'Augusta.
che sorge dietro, a ridosso proprio dell'altare del 1889. Si tratta di un'arca sostenuta da colonne. Siamo in periodo veneziano, i veneziani avevano normato le tipologie anche delle tombe e le tombe sostenute da colonne erano riservate solo ai santi e ai beati. Qui abbiamo al centro l'immagine della Madonna col Bambino in trono, l'immagine di Santa Augusta e quella della sua nutrice Cita. Un'iscrizione spiega questa composizione e ci precisa anche che qui in basso ci sono delle figurine che rappresentano il podestà Soranzo e il pievano di Serravalle che attestarono il rinvenimento delle spoglie di Santa Augusta nel 1450. Interessante è la presenza delle colonnine perché si è sviluppata intorno ad esse una devozione. Coloro che passano all'interno di queste colonne avranno la guarigione dal mal di schiena. Un altro elemento interessante, più tardo, è questo piccolo sacello. La statua è del Possamai e venne portata in processione qui nel 1925 e questa piccola struttura in ferro battuto racchiude una piccola cassa che si dice sia il luogo dove sono state trovate le spoglie di Santa Augusta, ma probabilmente insomma questo non è così certo. Interessante è che qui questo segna il luogo dove fu trovato il corpo di Santa Augusta e anche qui un'altra devozione taumaturgica, mettendo la testa all'interno di questa finestrella per ammirare, per onorare il luogo dove fu trovata la santa, si ottiene la guarigione dal mal di testa. La cappella di Santa Augusta è il cuore del santuario. Qui troviamo l'arca della Santa e il sacello con l'urna. Questo spazio per noi si fa libro e così le pareti, gli intradossi e le vele del soffitto divengono pagine aperte sulle scritture, sulla devozione locale, sulla committenza. L'intervento pittorico risale alla metà del 400 ed è assegnato al pittore Andrea da Cividal di Belluno, noto anche come Andrea da Treviso. Un artista che si attarda ai modi del gotico in una narrazione pervasa di naturalismo e di eleganza nella resa di ogni dettaglio. Concentriamo la nostra attenzione sull'affresco che raffigura l'incontro dei battuti e dei notabili serravallesi con Santa Augusta grazie alla mediazione di San Lorenzo, titolare della confraternita. Come sappiamo, l'arte è espressione del pensiero, ma è anche materia ed è su quest'ultimo aspetto che ora poniamo l'attenzione. Questo affresco si era ricoperto di efflorescenze che provocavano un vasto sbiancamento superficiale. Sono problemi che ricorrono negli affreschi antichi e hanno come causa l'umidità. In questo caso non si tratta però di umidità di risalita, il problema è probabilmente causato dal microclima interno. Piccolissime gocce d'acqua si posano sulla superficie come una rugiada, innescando poi reazioni chimiche e fisiche che compromettono la materia del dipinto e perciò la lettura dell'immagine. L'opera è stata salvata nel 2023 grazie ad un intervento di restauro manutentivo. Dopo le indagini chimico-stratigrafiche per il riconoscimento dei sali presenti, le efflorescenze sono state accuratamente rimosse. La pellicola pittorica è stata consolidata e ogni lacuna risarcita a stucco con sabbie, polveri di marmo e diversi tipi di calce. Da ultimo c'è stata l'integrazione pittorica ad acquerello, perciò rimovibile, al fine di dare all'immagine una lettura più completa possibile. Oggi apprezziamo finalmente questa vivida scena. Ecco Santa Augusta. Le lettere che compongono il suo nome sono delineate in bianco ai lati dell'aureola, come nei dipinti medievali. È una principessa, ha la corona sul capo, la veste è di un verde brillante, il mantello rosso con i risvolti in pelliccia. I membri della confraternita dei Battuti di Serravalle indossano il saio bianco e hanno il flagello legato alla cintola. Sono quasi tutti incappucciati, il loro stendardo processionale, svolazzante, raffigura la Madonna, fulcro della loro devozione. I notabili di Serravalle, raccolti in preghiere e trattenuti da San Lorenzo, attendono di presentarsi ad Augusta. L'opera si raccorda con le altre qui presenti. Sulla volta vi sono gli evangelisti e l'agnello mistico, sulla parete di fronte la Madonna col Bambino in trono, mentre sulla parete di fondo ecco l'Arma Christi, Cristo crocifisso e ad uno i simboli della Passione. Restaurare è un processo minuzioso che ha bisogno di competenze tecniche, di manualità, di pazienza e soprattutto della sensibilità del restauratore.
Ma solo così le opere, pur senza perdere i segni del tempo, tornano a vivere e potranno avere un futuro. A seguito della realizzazione della nuova chiesa all'indomani della peste, ruotata di 90 gradi rispetto alla precedente, viene realizzato il nuovo altare maggiore. Abbiamo la fortuna di avere ancora il documento che attesta il contratto tra la Scuola dei Battuti di Serravalle e Giovanni Battista dei Ghirlanduzzi, della famiglia degli intagliatori cenedesi, capaci di creare architetture lignee straordinarie con finiture dorate e policrome. In questo caso l'altare simula il marmo e rappresenta uno degli esiti più straordinari di questa famiglia cenedese. A seguito della realizzazione del bellissimo altare policromo è stata realizzata poi la pala. La pala si deve a un artista di origine veneziana, Francesco Matteazzi, che all'indomani della peste manzoniana, dopo il 1630, si sposta a Serravalle. Francesco Matteazzi è un artista che lavora proprio a fianco dei Ghirlanduzzi, come era stato o era forse ancora Silvestro Arnosti, e realizza per questo altare naturalmente un'iconografia che ricordi, celebri innanzitutto la Santa, naturalmente accompagnata da una Madonna in gloria con Gesù Bambino e a un altro santo importante, San Biagio, santo taumaturgico, del quale venne rinvenuta insieme ai resti di Sant'Augusta una reliquia, la reliquia del cranio. Sotto la Madonna in gloria col suo bambino, i due santi sono ai lati della pala, nella porzione inferiore, e Sant'Augusta già ci rappresenta alcune delle sue caratteristiche. Insieme alla palma del martirio abbiamo la spada, la ruota dentata, la tenaglia e il fuoco nella mano destra. Fa da sfondo ai due santi una fortificazione che probabilmente nella mente e nei desideri dei committenti, i battuti, voleva ricordare la fortificazione di cui era costituito questo contesto, appunto il castello di Re Madrucco. La pala del Matteazzi comprende anche un'iscrizione che ricorda il nome dei Gastaldi della Scuola dei Battuti che vollero questa pala con l'anno di realizzazione, il 1653. All'interno del patrimonio storico-artistico di questa chiesa ci sono due manufatti molto particolari che oggi sembrano dei dipinti. In realtà non si tratta di dipinti, ma si tratta di due paliotti che provengono da due delle cappelle che abbiamo incontrato durante il nostro cammino. E si tratta di paliotti di altari realizzati in cuoio, i cosiddetti cuori d'oro, una contrazione in termini del termine cuoi d'oro. Dunque il supporto per questi paliotti è questo materiale, il cuoio, che veniva lavorato e poi decorato. Cuoi d'oro perché molto spesso venivano utilizzati non soltanto i colori, ma anche delle finiture in argento e in oro, e inoltre l'arricchimento della decorazione attraverso l'utilizzo di punzoni metallici che venivano impressi con motivi diversi intorno a un centro e poi a una decorazione circolare. La decorazione di questi paliotti è parlante e consiste solitamente in una decorazione laterale creata appunto con i mezzi di cui vi ho parlato e con un centro che solitamente celebra il santo a cui è dedicato l'altare rispettivo. In questi casi, nei due casi che abbiamo citato, abbiamo un San Sebastiano e un San Pietro che provengono appunto dalle cappelle rispettive. Il santuario di Sant'Augusta si trova su un terrapieno a 335 metri d'altezza, in posizione privilegiata per ammirare Serravalle. Uno sguardo dall'alto rivela che tanti sono gli elementi che oggi caratterizzano questo spazio: la cappella di Sant'Elena, la scalinata, le tracce archeologiche, l'antica casa del pellegrino, il sagrato acciottolato, l'area prativa e ovviamente l'edificio sacro. Notiamo il campanile, eretto probabilmente al posto di un'antica torre,
e appoggiato sul lato meridionale della Cappella della Santa, che sappiamo essere in realtà il presbiterio della chiesa di metà Quattrocento. Non è facile immaginare una stratigrafia che ci aiuti a ricostruire con sicurezza l'aspetto che quest'area aveva in quell'epoca e seguire le successive trasformazioni. La più importante è costituita dall'ampliamento del XVII secolo, che ha davvero modificato sia le volumetrie che il linguaggio architettonico. Merita attenzione anche il portico, eretto nel 1854. La sua collocazione sembra volerci ricordare che qui, sulla parete di contatto con il santuario, oggi segnata da 3 grandi archi, sorgeva l'ingresso della chiesa del XV secolo.